Eccoci qua, in fase di montaggio. Anche oggi ripropongo la mia Speedmaster, una canna telescopica nuova di pacca, meravigliosa, 220 grammi, un 10.000 0,40. E un piccolo dettaglio di oggi: non mi affiderò più alla solita palla, perché quest'oggi andiamo a pescare su un fondo mezzo misto. Mi affiderò a questo piombo a forma più affusolata, appunto per uscire più facilmente da situazioni dove il ciotolame grande o comunque qualche roccia grossa potrebbe darci fastidio, e allo stesso tempo migliorato con queste alette che lo trattengono sicuramente meglio sul fondo. Questo piombo si chiama Arrow, sempre della Fonderia Roma, numero 1 in Italia per quanto riguarda i piombi. Andatevelo a vedere perché è molto interessante. Quest'oggi lo proverò per voi e vediamo un po' di farlo lavorare per bene. Pronti, partenza, via. Mi ci ha dato una sfrizionata terribile su questa di destra. Purtroppo, tenendo i fili in tensione, secondo me va a toccare un attimino, sente un attimino di più la pressione in bocca. Quando tira sarà un bel casino stasera. Si parte da cardiopalma, veramente incredibile. Per farvi capire un attimo, la situazione, sta evaporando l'acqua, non so se si può vedere. 8 gradi l'acqua del mare, saremo sui 14. Sta completamente ribollendo l'acqua, incredibile. Sei e un quarto, a parte la situazione veramente glaciale. I ragazzi stanno bene, primo controllo andato, a parte il benvenuto di prima, una sfrizzonata incredibile. I ragazzi stanno molto bene, li ho controllati e sono ripartiti. Adesso sto facendo una canna sulla media distanza, una canna veramente veramente corta. C'è un po' di alga, è inevitabile. Cercherò di tenerli più controllati possibili. Ci stiamo avvicinando sempre di più al picco di bassa marea. Siamo intorno agli 8 gradi esterni. Parte la canna, speravamo in qualcosa di bello, ma arriva lui, maledetto grongaccio, maledetto grongaccio. Mamma mia che fatica a portarla su con queste onde, ma alla fine è arrivata.
Ai ai ai, la regina è arrivata e questa saliamo un po' di più di peso. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio quello che è il nostro terminale. 0,40 amato fluorocarbo, mi raccomando, assolutamente. Amio Owener 2/0. Rimontiamo un altro bel terminale perché tra gronghi, partenze e qualche casino vario mi sono partiti tutti micidiali. Passano 10 minuti di numero, un infarto in corso veramente, perché qua si parla di pitoni, sarà adesso poi lo pesiamo insieme a Branzino. Cioè, guardate il mulinello, guardate questo schifo maledetto, maledetto, il mio povero cefaletto. Cosa ne hai fatto del mio povero cefaletto, brutto maledetto? Ore 8, dovremmo essere quasi al culmine della bassa. Tanti attacchi, sicuramente delle ore divertenti. Peccato per i gronghi, a parte l'ultimo devastante, sarà veramente, adesso poi andiamo a pesare, è enorme. Chissà come cavolo ha fatto a raggiungere il nostro povero cefaletto. Una serata appunto molto molto divertente. Stiamo pescando con i cefaletti, quindi diciamo che dovremmo fare un po' di selezione o comunque vedere le nostre canne impalate, ma tutto sommato una serata piacevole che ci fa dimenticare degli 8 gradi presenti. Ultimi 2 cefaletti. 8:30, un'altra partenza e un'altra bestiaccia che assolutamente non volevamo vedere, avevamo messo in preventivo, ma veramente un'altra bestiaccia. I nostri poveri cefaletti sono stati decimati da questi serpentoni malefici stasera. Maledetti, maledetti. Ore 21, il nostro l'abbiamo fatto, è il momento di tornare a casa. Sampei, pescatore grandi orecchie a sventola. Ho passato tutto il pomeriggio con mio figlio a rivedermi gran parte delle puntate di Sampei e questa spigola la dedico a lui, al mio piccolo Alessandro, che non vedo l'ora cresca per portarlo nelle mie avventure, e veramente non vedo l'ora. Questa spigola la dedico a te, speriamo che quando diventerai grande YouTube esisterà ancora, al massimo te le racconterò io queste avventure. Detto questo, questo video dovrebbe uscire la vigilia di Natale, il 24 di dicembre, quindi con questo video vi faccio anche gli auguri di Natale, un felice anno nuovo se non dovessimo vederci prima. È stato un anno veramente incredibile, ho conosciuto tantissime persone, ho conosciuto pescatori bravissimi, persone buonissime con me che mi hanno dato un sacco di consigli, e se queste catture qua sono state fatte anche grazie a tutti i consigli che ho appreso da voi, tutte le persone che ho conosciuto. Quindi un grazie e un buon Natale a tutti ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima avventura, mi raccomando continuate a seguire il canale perché come vi dico sempre le avventure non finiscono mai.